2700 firme online, più di 600 firme cartacee di genitori esercenti categorie economiche. IPA Asolano Montegrappa che ha fatto una lettera, 13 sindaci del Vicentino che hanno fatto una lettera dichiarando appoggio e contrastando la chiusura di questa scuola. Cosa deve succedere? Eppure sembra che il destino di questa scuola sia segnato. Invece non deve essere così. Martedì scorso in Consiglio regionale è stato approvato il piano strategico per il turismo e nello stesso tempo si pretende di chiudere una scuola in una zona strategica da tutti i punti di vista, per le attività di accoglienza enogastronomiche della zona, per il clima che si è creato in questa zona di accoglienza, soprattutto per i ragazzi e le ragazze fragili o con disabilità, e noi siamo qua a combattere perché non ci rassegniamo, siamo vicini ai genitori, agli insegnanti e non vogliamo che questa scuola venga chiusa. Proprio per questo abbiamo presentato un'interrogazione l'8 gennaio scorso per chiedere alla Regione, per chiedere al Presidente Zaia, all'assessore Mantovani, di intervenire perché a nostro avviso se c'è la volontà politica di trovare i soldi necessari si può benissimo almeno far chiudere il ciclo degli studi a questi ragazzi. La cosa importante sarebbe invece mantenerla sicuramente perché in questa realtà, come ha detto Renzo, c'è bisogno estremo di queste professionalità. È l'unico modo per dare un incentivo a uno sviluppo sostenibile del territorio, turismo. È una scuola alberghiera, quindi con tutte le attività ricettive che ci possono essere, non possiamo togliere questi professionisti che sono qui in questo posto, non possiamo scaricare sulle spalle dei genitori il fatto di dover mandare questi ragazzi a chilometri e chilometri di distanza. Questo è un presidio scolastico importantissimo che deve rimanere su questo territorio e faremo il possibile perché ciò accada. Naturalmente chiedendo che chi di dovere, Regione e soprattutto Provincia di Treviso si assumano le proprie responsabilità. Siamo stanchi di questo silenzio che è assordante da parte delle istituzioni, vorremmo prima di tutto la provincia, ma poi anche che la Regione si attivi, soprattutto con i nostri consiglieri di maggioranza, i nostri colleghi consiglieri di maggioranza, perché in maniera trasversale si possa impegnarsi e adoperarsi per salvare questa scuola.